Eccoci qui, siamo con un'altra ospite graditissima, Giorgia Epicoco, che è rappresentante di Huawei, che cura per Huawei le relazioni internazionali, istituzionali ed europee, quindi siamo molto felici di averti qui in questo contesto che è un contesto internazionale, quello di Venezia, visto che la tua azienda è un'azienda che investe tantissimo sulla digitale, investe molto in tecnologia, investe tanto in ricerca e sviluppo. Ecco, in un contesto simile, quanto importante è il contributo delle donne? Allora, hai detto bene, Huawei in Europa soprattutto è presente da 22 anni e il 30% dei nostri impiegati sono impiegati nella ricerca e sviluppo. Molti di questi sono donne, noi abbiamo comunque il 20% del nostro tessuto del capitale umano sono donne, chiaramente sono numeri che vanno aumentati, bisogna fare tanto per poter includere più donne, ma Huawei è una società, un'azienda leader nel mondo nelle tecnologie, inclusiva, che mette al centro del proprio business le persone. Il consumatore per noi è comunque il valore più importante che abbiamo per quanto riguarda il nostro sviluppo, la nostra missione commerciale e per quanto riguarda anche proprio la nostra missione nelle relazioni pubbliche. Perciò il ruolo delle donne, così come rappresento io appunto tutte le mie colleghe in Europa in questo momento, è assolutamente fondamentale e ci vengono offerte opportunità che onestamente in altre aziende non credo sia equiparabile. Siamo parecchie, siamo giovani, siamo volenterosi, abbiamo veramente voglia di fare, di coinvolgere altre donne. Come citavo prima, la mia collega Berta Herrero solo un anno fa ha lanciato un'iniziativa che proprio pone al centro le donne nella leadership nell'era digitale. Le donne non devono solo essere parte dello sviluppo tecnologico, ma devono essere proprio a capo di questo sviluppo tecnologico. In testa, certo. Esatto, e devono essere loro a decidere cosa la digitalizzazione debba comportare per quello che è lo sviluppo sociale ed economico. Grazie Giorgia, grazie a Huawei e noi ci vediamo alla prossima puntata.